Ci hanno sempre detto che i nostri dialetti erano qualcosa di cui vergognarci. Mai mia dei che jen stac lura cupai. Ci hanno sempre detto che non era una lingua che non aveva la stessa dignità dell'italiano. Meta mia dice che tutti i linguisti del mondo gli è d'accordo che è una lingua. Ci hanno sempre detto che tra lombardi non ci si capisce, che le differenze sono troppe e che un pavese non può parlare con un bergamasco e un lecchese non capisce nulla di un bresciano. Ma mia dice che il meno non andava in il formaggio delle altre province e parlava mia italiano. Ci hanno sempre detto che era qualcosa da mettere in disparte, da usare forse alla sagra, ma che prima o poi andava accantonato, andava estinto. Ma tamminga di che se vero un po' di parlare tu scossi, storia, scienza, filosofia e esci via. Ci hanno sempre detto che era una cosa da vecchi, da usare solo al bar. Eppure la tua nonna la pensava, la parlava e lavorava bene in lombardo, mica in italiano. Ci hanno sempre detto che con i dialetti non si scrivevano grandi cose, se non i proverbi. Ma io che va minga di che è la letteratura lombarda, che la finisce. E oggi, 29 maggio, che è la festa della Lombardia, non fare come loro. Da matrame. Iga mi argogno. Parla lombardo.